Allora, io volevo aprire un attimo una parentesi su questa cosa dei soldi, ok? Che tanto aprire una parentesi è gratis, e chiuderla che è un casino, un po' come la partita IVA. Siete pratici di partita IVA? No? Qualcuno sì, qualcuno no? Vabbè, per chi non è pratico di partita IVA, ve lo spiego brevemente. Partita IVA in Italia, niente tredicesima, niente quattordicesima, niente ferie, niente malattie, il mutuo te lo scordi. Noi che abbiamo partita IVA in Italia è come se avessimo l'anemia falciforme, ok? Non ci possiamo sposare fra di noi. Uno dice, no, almeno gli stessi diritti delle coppie omosessuali, no? Loro almeno lo prendono in culo per amore. Una cosa triste, c'è poco da ridere. E in Italia siamo tutti così, ci vergogniamo a parlare di soldi. Ci avete fatto caso a questa cosa? Che nessuno parla di soldi in Italia. Nessuno parla di soldi in Italia. Nessuno dice agli altri quanto guadagna. Nessuno dice, che ne so, ai suoi genitori o ai suoi fratelli o ai suoi amici più stretti che quanto guadagna. Su questa cosa dei soldi, del guadagnare, noi siamo molto riservati in Italia. Non diciamo a nessuno quanto guadagniamo, neanche al fisco. No, eppure io... Ma un applauso all'evasione fiscale. E c'è questo imbarazzo, persino anche quando ci scambiamo dei soldi fra di noi tendiamo a passare, anche se io e te sappiamo quanto ci stiamo scambiando, però li mettiamo nelle buste, perché è imbarazzante. Oppure, vero, no? Oppure ce li diamo, se proprio dobbiamo darci dei contanti, con quella stretta di mano a sgamo, che è la tipica stretta di mano delle nonne o dei rapper, no? Tutte le volte che mia nonna mi passava dei soldi, così, no? Io, grazie nonna. Ah, chiamami Slim Shady. Na 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 na. Ci imbarazza parlare di soldi, però, diciamo la verità, ci piacciono i ricchi. Quanto ci piacciono i ricchi? Dai, quante persone povere seguite su Instagram? Ma è normale, cioè se io voglio vedere un salotto mondo convenienza, guardo il mio, no? Ma secondo voi è anche vero il contrario? Cioè, secondo voi Fedez guarda le mie foto al mare a Pinarella di Cervia? Guarda le mie stories quando vado alla Lidl? Laura sta comprando la feta in offerta a 2,99 €. Che poi, non esageriamo, feta, formaggio simil greco, con quello che costa. No? Abbiamo proprio due vite separate, noi e i ricchi, proprio due vite diverse, facciamo degli sport diversi. Avete mai visto, che ne so, un povero giocare a golf? Avete mai visto un povero che va a vela? Avete mai visto delle mazze da golf della Lidl? Eppure io ho passato una vita a frugare nei cestoni della Lidl. Ci mettono di tutto: cracker, motoseghe, vecchie tessere del reddito di cittadinanza. Siete pratici? La Lidl è il mercato di Marrakesh ma con i prodotti tedeschi. Uguale. Io credo che c'è proprio un solo tipo di discriminazione di cui non si parla mai, no? Si parla di tutti i tipi di discriminazione, ma quasi mai dei poveri, no? Dei cosiddetti poveri. Anzi, la parola poveri viene usata, che è brutta, una parola discriminatoria, una parola anche vecchia. Io credo che dovremmo smettere di usare la parola poveri e cominciare a chiamarli tutti come fa Chiara Ferragni, cioè followers. Amore leone, mangia tutto quello che hai nel piatto, che ci sono i followers che muoiono di fame. E a noi servono vivi, amore, vivi. No, sto scherzando, scusate, è stato un errore di comunicazione. Abbiamo così paura della povertà che pure, capito, le ferrovie hanno paura della povertà. Avete sentito questa notizia? Per cui adesso nei treni regionali hanno messo il check-in online. Il check-in online per i treni regionali. Cioè avete quei treni regionali, cioè quelli, no, con quelle poltrone che sanno di cane bagnato, no, con i finestrini fuori che non vedi niente perché ci sono 10 anni di sporco che non hanno mai lavato, con 40 minuti di ritardo fisso. Quei treni regionali adesso hanno il check-in online. Il check-in online, come sugli aerei. Ma allora vaffanculo, voglio la carta dei vini da McDonald's, no?
E no, perché no? E poi quando prenoti ti chiede che settore vuoi? Smart, executive o business? Smart, executive o business? Perché giustamente in Italia sui mezzi pubblici dividere le persone per il colore della pelle è apartheid, dividerlo per il colore della carta di credito sono le ferrovie, ok?